Buonasera, 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 siamo live, buonasera. Perfetto, perfetto, perfetto. Vediamo se mi allontano. Sembra tutto ok. Qua a fianco? Sì. Allora lo metto in terra.
Buonasera a tutti gli amici di Twitch, già 9 collegati, prendiamo la linea da Calasetta col nostro pre-partita, settima giornata del campionato di Serie C e la Innovius Seniori imbattuta va nel campo del Veliero Calasetta, seconda in classifica con 6 punti in 5 partite. Come faccio a tenerlo in diretta però? Per le statistiche. Fammi vedere prima i nomi un attimo. Si vede un po', guarda come si vede. C'è la luce. Qua è meglio. Ah, ok. Adesso poi proviamo a sistemarlo un minimo. Mettimi la classifica. Dicevo, amici di Twitch, settima giornata del campionato di Serie C. Veliero Calasetta contro la Innovius Seniori. Le altre partite sono Sep Torres, che sta giocando in questo momento contro la Pallacanestro Nuoro, 18-16 nel primo quarto. Fra mezz'ora giocherà il Cus Sassari contro la Coral Alghero. Le ultime due sfide sono Sant'Orsola contro Ferrini e Dinamo contro Antonianum domani. Mentre situazione di classifica delle squadre: Seniori 6 vittorie in altrettante partite, il Veliero Calasetta 4 vittorie e una sconfitta, 8 punti non 6 come detto in apertura, così come la Sep Torres sono le seconde insieme all'Olimpia Cagliari, che però una giornata in più come i Tauri, che cercano la settima vittoria in 7 giornate in questo girone d'andata di Serie C. 8 minuti abbondanti all'inizio di questa partita. Salutiamo il nostro Papura, la nostra regia che ci supporta. Come vedete in alto a destra il punteggio in questo momento abbagliato, anche qui da noi è così, vi aggiornerò costantemente. Squadre che si scaldano, presentiamo anche il roster del Veliero Calasetta. Veliero Calasetta che ha in roster Amadori, Pipicello, Mpek, Russo, Zucca, Van Limburg, Diana, Mattana, Salis, Zucca, Rombi e Penoni. Questi sono i giocatori che sono scesi almeno una volta in campo. Andiamo a vedere le statistiche dell'ultima partita giocata al Veliero Calasetta fra un attimo. Salutiamo ovviamente tutti i nostri amici di Twitch, già una trentina, salutando i nostri fedelissimi come Er Padrino, come Massimo Ferlich, ma anche salutiamo Nanni e tutti gli altri. Abracadabras 71 dovrebbe essere il padre di Matteo Cabras, che ha scelto un bellissimo soprannome, anzi un bellissimo nickname. Statistiche di Calasetta dell'ultima giornata, l'ultima sfida di Calasetta contro Antonianum.
vittoria esterna del Velero Calagetta per 83-89, con Francesco Russo che ha giocato 40 minuti segnando 28 punti, maglia numero 9 per Francesco Russo, numero 2 per Diego Zucca, numero 5 viene iniziato. Come vuoi, anche adesso. Dicevo amici a casa nel mentre cenno d'intesa a bordo campo, perché tra qualche secondo il Velero Calagetta omaggerà la pallacanestro seniori con un cesto di vini della cantina di Calagetta, un bellissimo gesto. Siamo abituati in casa a vedere queste cose proposte dalla pallacanestro seniori, in questo caso è il Velero Calagetta che sta per omaggiare il presidente Alessio Tedde, eccolo qua al centro del campo. Quindi rispondo solo un attimo che non si vede se no. Oh, hai capito? Ah. Ecco qua amici a casa, presidente del Velero Calagetta, la società di Calagetta che omaggia il nostro presidente Alessio Tedde con un cesto di vini della cantina di Calagetta. Bellissimo gesto, bellissimo omaggio, ringraziamo per l'ospitalità la società di Calagetta, grande gesto, bel gesto questo di sport che va al di là della pallacanestro. Applausi per questo gesto, grazie mille, ringraziamo ancora una volta la società di Calagetta. Ecco qua anche il nostro Rafael che prende l'omaggio in custodia. Diciamo amici a casa, dicevamo che nell'ultima giornata il Velero Calagetta ha vinto contro Antonianum. Stavo elencando i giocatori per numero di maglia: numero 2 Diego Zucca, numero 5 Matteo Amadori, con la maglia numero 8 Mattia Pipicello, con la numero 9 Francesco Russo, numero 13 di Stefano Zucca, numero 14 di Alessandro Diana, numero 16 dell'olandese Van Limburg, numero 35 di Diego Penoni, numero 77 Alberto Mattana, con la maglia numero 99 Prislan Impec. Questi sono i giocatori che scenderanno in campo per Calagetta. Sì. Quindi amici a casa è tutto pronto per la partita, neanche 2 minuti all'inizio. Salutiamo anche Luca Merella che ci segue direttamente da Londra e tutti gli amici collegati con il nostro Papura che sta cercando di aggiustare questo riflesso nel punteggio, ma anche qui al campo
punta proprio verso i locali, mentre gli ospiti, che siamo noi, li vediamo chiarissimi. Ad ogni modo, quasi tutto pronto, vedremo anche le scelte dei due coach per quanto riguarda gli starting five, rispondendo anche al padre di Matteo, che è stato beccato con il nickname, fedelissimo tifoso della Torres l'anno scorso, quest'anno ce l'abbiamo dalla nostra parte, fedelissimo della Innoviu Sennori, come anche il padre di un altro nuovo acquisto, nonché ex del match odierno, ovvero Alessandro Verlich. Ringraziamo Teddy 10:33, probabilmente Gabriele Teddy, chissà, speriamo. Chiediamo anche di rivelare la sua identità in quanto sia abbonato. Grande Teddy. Vediamo come sempre prima di ogni nostra diretta il numero in sovraimpressione 1522 contro la violenza sulle donne, importante messaggio che lanciamo nel pre-partita, perché la pallacanestro Sennori è contro ogni forma di violenza. Vediamo anche il Vedero Calasetta riunito insieme ai più piccoli in questo bel momento prima del match. Sennori è già in campo con il classico starting five, perlomeno per i primi 4 fedelissimi per coach Piras, ovvero Pisano, Merella, Ubalek, Cordedda, e in quintetto c'è Alessandro Verlich, ex di turno. Ti abbiamo sgamato Teddy, l'hai fatto con Prime, non hai pagato, però comunque sappiamo che Teddy lavora al Planet, quindi sicuramente l'avrà vinta. Faccela vincere anche a noi, Teddy. Calasetta che scende in campo con il numero 13 Stefano Zucca, 99 MPEC, 99 MPEC, il numero 8 di Pipicello, il 16 è di Van Limburg e il numero 9 è di Francesco Russo. C'è tanta curiosità da parte nostra di vedere all'opera soprattutto il 9 e il 16 di Calasetta, giocatori, nuovi acquisti di questa squadra, giocatori molto affascinanti per cifre in questo avvio. C'è anche un bel frastuono lì a fianco a noi. Palla 2 alzata in questo momento, vinta da Giri Ubalek. Milano palla in mano per Ubalek, sotto per Verlich. Si spinta Alessandro Verlich, primo tiro della partita. Il primo ferro, Merella controlla il rimbalzo. Cadendo all'indietro, sigla i primi 2 del match. Enrico Merella, amici a casa, abituatevi, perché in tutte le azioni d'attacco della Innoviu Sennori sentirete grande frastuono per i piccoli tifosi proprio qui accanto a me, ed è bellissimo poter raccontare questo tipo di partita in trasferta. Pipicello, pick and roll centrale con Peck, palla persa. Fuori per Cordedda, si alza col tiro pesante. Andrea Cordedda è il quarto miglior realizzatore da 3 punti nel campionato di Serie C e lo fa vedere l'ala pivot della Innoviu Sennori. 5-0 in questo avvio, abituati alle partenze di fiamma dei Tauri. Subito 5-0 dopo 1 minuto e 5. Merella si aspetta l'uscita di Ubalek, fronteggia contro Limburg, fuori per Merella, non esita, tripla di Merella, secondo ferro, prova a sporcare il possesso Pisano ma non ci riesce. Peck consegnato con Zucca, si prende la tripla sbagliata, rimbalzo lungo controllato da Cordedda, prova a spingere subito per Ubalek che guadagna 2 tiri liberi. Salutiamo anche la nostra fedelissima, ovvero Eleonora del Vescovo, che ci segue da casa, avrebbe voluto essere qui con noi. Noi la salutiamo perché ci segue sempre
e tutti voi amici a casa. Ubale di lunetta con 2 tiri liberi. Troppo aggressivo in questo caso Verlick che commette fallo. Livello 1 per 3 mesi. Ringraziamo anche Robin 24 che si abbona per 3 mesi. Grazie amici a casa. Vi chiedo anche di dirmi quanto frastuono sentite nelle azioni offensive della Innoview Senior, perché qua vicino a me davvero non sento niente, non sento la mia voce. Russo prova ad attaccare, vuole andare sino in fondo, si sbatte contro Cordetta che guadagna fallo in attacco, che difesa di Andrea Cordetta. 7-0 con i 2 tiri liberi realizzati da Giri Ubalek. Pensiamo che Robran sia Roberto Ranzi. Fronteggia contro Peck, vuole andare fino in fondo Andrea Cordetta, straripante Andrea Cordetta, un giocatore fantastico che continua dopo l'ottima prova, i 25 punti e l'ultima sfida contro Sant'Orsola, già 5 punti in questo avvio, 9-0 Sennori. Pipicello palla in mano, aspetta il blocco di Peck, è costretto a tornare indietro, Van Limburg mette la palla a terra, infrazione di passi, grande avvio e grande difesa della squadra allenata da Gabriele Piras. Si sente male? No, si sente la trombetta. No, era scritto tanto frastuono ti si sente al tratto. Infatti ho abbassato leggermente Già 2 falli per Russo che costretto a vedersi partita. Ubalek riceve, prova ad attaccare, fallo di Van Limburg. Essendoli incontrastata in questo avvio. Pisano esce e riceve, aspetta l'uscita di Ubalek che quasi si calpesta i piedi con Merella, ritrovano le spaziature i Tauri. Merella dietro la testa per Ubalek, viene sporcato il possesso. Grande palla di Giri Ubalek che assist, ha fintato il tiro e l'ha data sotto a un liberissimo Alessandro Pisano. Vantaggio in doppia cifra per Sennori, 11-0. Pipicello, buona ricezione, prova ad attaccare, scarico nell'angolo, tripla, piedi a posto per Calasetta che si sblocca in questo avvio, 11-3. Vede Pipicello, le prese del ferro, bravissimo a ritrovare il possesso. Ancora Verdi, vuole attaccare. Quindi possesso Calasetta, 6 minuti e 20 alla fine di questo primo quarto. Ancora scarico per il numero 14 che ha realizzato la tripla precedente. Questa volta Vandenburg, molto bene il ribalzo. 5 punti in fila di Calasetta. Cordetta già dall'altra parte, fuori per Vernick, si alza da 3 punti. Eccolo qua, l'ex di turno, tripla Alessandro Vernick.
sblocca le sue marcature. Più 9 Sennori, 5-14. Intercettato il passaggio di Zucca, Merella se ne va in contropiede, passaggio sotto per Cordenda. Provato una magia il nostro capitano, palla persa in questo caso dalla Innovius Sennori. Wallimburg, finta il tiro da 3, fuori per Beck, torna fuori da Pipicello, si muove perimetralmente l'azione di Calasetta, ancora Wallimburg, attacca, virata, è costretto a scaricare, Beck da 3 punti, realizza il numero 99, Calasetta c'è, Ubalek riceve, vuole attaccare, si arresta, Giri Ubalek, tutta la classe del numero 40, è un giocatore fantastico, a 42 anni continua a predicare pallacanestro. Wallimburg dall'altra parte, la sfida forse più affascinante di questo campionato, Pipicello da 3, primo ferro, ancora Pisano, passeggiare per Cordella, Pisano dentro per Ubalek, si era mossa meraviglia, fischiati però 3 secondi. 8-16, doppiata Calasetta in questo avvio, 4-38 alla fine del primo quarto. Zucca palla in mano, Wallimburg torna indietro e serve Pipicello, vuole attaccare Pipicello, alza la parabola, altro errore per il numero 8 e quindi altra transizione per Sennori, Merella, Verlik, altra tripla, Alessandro Verlik, 2 triple in questo avvio, che giocatore, e piano piano sta entrando in forma. Time out Calasetta, 8-19 per la Innovius Sennori. Si consuma il primo time out del match, è già un messaggio alla partita di Alessandro Verlik dalla Innovius Sennori, più 11 e 4 minuti alla fine del primo quarto. Calasetta pronta a rimettere dal fondo. Ringraziamo anche Lella Pazzola che si è appena abbonata al nostro canale, grandi ragazzi, già 3 abbonamenti in questo avvio. Supera la metà campo Calasetta. Zucca palla in mano, blocco laterale. Buon movimento del numero 14 che non è fortunato. Verlik palla in mano. Riceve Verlik, si sbatte sul muro della difesa. L'ultimo tocco di Impec rialzato dal suo amico Pipicello. Altro cambio per Calasetta, entra in campo Mattana, al suo posto esce Zucca. Riceve Cordella, immediatamente spara da 3 questa volta sul primo ferro.
intercettato questa volta al lancio lungo, ci prova anche Verrick, l'ultimo tocco il suo, palla per Calasetta. Doppio cambio anche per Ainovic Seniori, esordio in questo campionato per Federico Tola, che torna dall'infortunio che l'ha tenuto in box per tutte queste prime 6 giornate. Siamo felici di vederla in campo insieme a lui. Davanti alla nostra postazione Stefano Puggioni, che ci sta regalando grandi momenti in questo avvio di campionato proprio sulle tracce di Pipicello. Mattana per Van Limburg, fuori per Diana, si aspetta l'uscita di Pipicello, vuole attaccare verso il centro, arriva il fallo di Puggioni. Statistiche di oggi. Due falli. Calasetta che ha già 2 falli sia per Van Limburg che per Russo. Questo può essere un problema per il coach di casa. Bravissimo in questo caso Pipicella, va andare fino in fondo. Disturbo? No, vabbè, ci state ragazzi. Qua il bello della diretta, amici a casa, abbiamo i tifosi di Calasetta alle nostre spalle, per quello che sentite questo gran frastuono. Ricordiamo che fra poco giocherà anche la promozione in quel di Porto Torres, sfida contro la capolista per la squadra di seniori della promozione. 11-19, 2 minuti e 38 alla fine del primo quarto. Pisano per Cordetta, vuole attaccare, torna fuori da Pisano, si alza da lontanissimo, l'errore Ubalek, giganteggia a rimbalzo e realizza 2 punti, ripristinando la doppia cifra di vantaggio. Pipicella attacca, si blocca in aria, alza la parabola. Altri 2 per Mattia Pipicello, ma non c'è un attimo di tregua, siamo già dall'altra parte. Puggioni, palla in mano, Tola nell'angolo, vuole attaccare, Federico Tola si arresta, ritrova l'equilibrio, Pisano da 3, il tiro però è storto e quindi Diana con la mancina, altra tripla, altro errore. Ubalek decide di rallentare il ritmo, giustamente. All'alto della sua esperienza si alza anche il coro della tifoseria di Calasetta. Intercettato il passaggio diretto a Ubalek, fuori per Pipicello, tripla Pipicello, secondo ferro, si lotta a rimbalzo, l'ultimo tocco di un giocatore in maglia verde, palla che rimane a Calasetta, entra in campo anche Matteo Cabras. Ringraziamo anche Forza Seniori, Cactus Mike e Lucrezia 24, Cactus Mic, che si sono appena iscritti al nostro canale, hanno appena iniziato a seguirci. Grazie a tutti. Mentre Calasetta prova a attaccare Diana, ben contenuto da Tola, fuori per Pipicello. Ultimi secondi dei 24, lasciali per Mattana che realizza. Tola vuole attaccare, lasciali per Cabras e poi Gini Ubalek controlla il corpo e ne realizza altri 2, partenza sprint del numero 40, grande difesa di Puggioni che mette in difficoltà sia Mattana che Van Limburg. Palla che torna a segno di Calasetta, è tornata lì a -7. Puggioni ha una prateria, macina in fondo,
lascia lì per Pisano, l'ultimo tocco è di Diana, ma che partenza bruciante a Stefano Pugioni, primo passo incredibile del numero 5 ex Sant'Orsola. 33 secondi per concludere il quarto e 12 per concludere l'azione. Pugioni, il suo tiro dall'angolo, Stefano Pugioni, che giocatore, prontissimo in questo esordio con la maglia di Senneri a Calasetta. Quindi Van Limburg torna fuori per Peck, non può andare sino in fondo, discrepanza di 4 secondi. Mattana lascia lì per Peck, ben contenuto da Pisano e quindi ultimi 5 secondi. Tola, Pugioni se la può prendere, stoppato da Diana. Cabras all'ultimo tiro, non arriva però vicino al ferro. Finisce il primo quarto, Calasetta 16, Innoviu Senneri 26. Sponsor di oggi. Metti lo sponsor di oggi. Ricordiamo inoltre, amici a casa, che la diretta di oggi è offerta da Italiana Assicurazioni, nostro partner agenzia con sede a Sassari di Sias e Rubatu, è un nostro nuovo partner. Li ringraziamo tantissimo e speriamo in una lunga collaborazione con loro. Li nomineremo tante volte nel corso di questa stagione e salutiamo chi ci lavora. Agenzia, ricordiamo, Italiana Assicurazioni di Sias e Rubatu. Approfondiremo poi in settimana anche con tutti i nostri partner come di consueto. Tornando al campo, vediamo un po' di statistiche di questo primo quarto. Miglior realizzatore di Calasetta è Mattia Pipicello con 5 punti, seguito dai 3 punti di Diana, i 3 anche per Mattana e Peck. Calasetta che però ha 0 punti di Russo, subito accomodato in panchina con 2 falli, così come Van Limburg ne ha altrettanti 2. Mentre per Senneri il miglior realizzatore è Giri Ubalek con 8 punti e Alessandro Verdic con 6, ne abbiamo 5 anche per Cordedda. Situazione falli per i Tauri, che non preoccupa per il momento, soltanto uno a testa per Pugioni, Verric e Tola. 26-16 è il punteggio, più 10 per la Innoviu Senneri. Peck, Van Limburg, Diana, Mattana e Pipicello in campo per Calasetta, Merella, Pugioni, Tola, Cabras e Cordedda. Per coach Piras ripartiti col secondo quarto. Mattana anticipato da Cabras, molto bene. Merella si può distendere il contropiede, ancora Merella, vuole andare fino in fondo, fermato dal fallo di Diana. Subito una palla rubata da Matteo Cabras, che ha già fatto vedere il suo valore difensivo. Cordedda, fuori per Tola, sotto per Cabras, vuole attaccare Diana, gancio di Matteo Cabras, contrastato però dalla difesa e quindi Calasetta che si può distendere. Non si è ancora segnato in questo secondo quarto. Van Limburg vicino al ferro, sbaglia. Pugioni per Tola, rifiuta la tripla ma sotto la Cabras, a posizione Matteo Cabras, non riesce però a trovare l'angolo giusto del tabellone. Mattana si vuole distendere, fuori per Peck, decide di ragionare con i suoi compagni. Tripla sbagliata da Pipicello.
quindi Corded sotto per Cabras, grande giocata, poi il possesso sporcato da Mattana. Ritorna in campo Russo. E anche Matteo Amadori per Calasetta. Vediamo se il Russo riuscirà a mantenere 2 falli o commetterà il terzo. Ancora Sola, attacca, scarico per Pugioni. Come circola la palla nell'attacco Sennorese, peccato per l'errore di Capitan Merella. Poi fallo, anzi no, possesso che rimane a Calasetta. Stavolta arriva il fallo contro Pugioni. Ancora nessuna realizzazione in questo secondo quarto. 16-26. Passato già 1 minuto e 30. No? Vi ricordo amici a casa che da Twitch potete votare il pronostico nel mentre Francesco Russo con un taglio backdoor va a schiacciare, formando la prima bimane di questa serata. Dicevo amici a casa, potete votare il pronostico della partita direttamente da Twitch. Grande gesto atletico di Francesco Russo, che l'anno scorso ha militato nel campionato di Serie C laziale. Rimessa in zona d'attacco per la Inovis Seniori, Merella. Federico Tola che sta avendo minuti in questo esordio stagionale. Pugioni, palla in mano, attacca Pugioni. Incredibilmente fallo in attacco, in questo caso contro Pugioni. Non mi trova particolarmente d'accordo con questa decisione, si deve accomodare in panchina. Pugioni che ha 3 falli, 2 in 2 azioni. Esordio del match per Paolo Marreu e ritorna anche Alessandro Pisano. Peck vuole ricevere Van Limburg, riceve Russo, pressatissimo da Pisano. Ancora Russo, scarico centrale, Merella è lì per bloccargli la linea di passaggio, ma bravo Peck, andare fino in fondo. 20-26, 2 possessi pieni di vantaggio per Seniori. Cabras vuole svittarsi, ruba palla a Peck, vola in contropiede, Peck sino in fondo, fallo di Pisano. Esordio anche per Federico Spano. Due liberi per Peck, sbaglia però il primo. 7,5 alla fine del secondo quarto, 20 Calasetta, 26 Inovis Seniori che non ha ancora trovato il primo canestro in questo secondo quarto. Realizza il secondo Peck, meno 5 Calasetta, è ritornata lì. Ubalek vuole attaccare, si arresta in un fazzoletto Ubalek, questa volta il tiro è corto. Fallo prima guadagnato
da Calasetta. Time out Sennuri. Amici a casa, purtroppo anche qui al palazzetto abbiamo difficoltà a leggere il punteggio, in quanto c'è una luce che punta sulla scritta locali. Rispondiamo a Eleonora, il punteggio è 21, Calasetta 21-26 per la Innoviu Sennuri. Credetemi, è difficile anche per noi leggerlo, però lo vediamo leggermente meglio di voi. 21-26, ricordiamo, anche se sembra un 31, è un 21. Si riprende Calasetta, palla in mano, 7 minuti, o meglio 3 minuti se ne sono già andati dall'inizio del secondo quarto. Russo, palla in mano, vuole attaccare Pisano, si arresta Russo e va a guadagnare il fallo. Pisano perplesso, con le braccia alte. L'esperienza anche di Francesco Russo, ricordiamo che ha militato in Serie C nazionale nella passata stagione nel Lazio, giocatore tecnicamente eccelso che ha commesso però 2 falli in questo avvio, non gli ha permesso di giocare tutto il primo quarto. Sbaglia il primo tiro libero Francesco Russo. Sbaglia anche il secondo, il rimbalzo di Cordedda in coabitazione con Ciri Ubalek. Spanno si trova a metà campo. Cordedda vuole attaccare, Cordedda l'errore, Ubalek tocca ma non basta, ancora Ciri Ubalek, è il suo ultimo tocco. Federico Tolla che si alza dalla panchina per spronare in su la difesa. Calasetta palla in mano, 21-26 il punteggio, fallo in attacco di Francesco Russo, terzo fallo anche per lui, 3 falli per Russo, 3 falli per Puggioni, sicuramente molto più pesanti questi 3 falli per Calasetta. Ricordiamo anche il minutaggio di Francesco Russo che gioca tantissimo per la sua squadra, la scorsa partita 40 minuti, è costretto a uscire di nuovo, rientra Mpecca al suo posto. Si segna poco in questa seconda frazione, Sennuri non ha ancora trovato il canestro, vediamo se si sbloccherà in questa azione. Pick and roll laterale sfruttato da Pisano, Cordedda ha spazio per sparare, Andrea Cordedda, e sì che si sblocca in questa azione la Innoviu Sennuri nel secondo quarto. Proprio con lui, Andrea Cordedda, che poi stoppa sotto canestro, ma un altro possesso per Calasetta e ancora il numero 3 che guadagna il rimbalzo e subisce il fallo. Tutto lo strapotere di Andrea Cordedda, giocatore a tutto tondo. E poi altro time out in campo, ma amici a casa quanto è forte Andrea Cordedda, 25 all'ultima partita, il premio di MVP. E anche quest'oggi
Vediamo anche qualche statistica individuale. Fino a questo momento è diventato un Peck il miglior marcatore di Calasetta, 2 soltanto per Van Limburg e il Russo in questo avvio, difficoltà, premi di falli per loro, mentre per Sennuri ne abbiamo 8 per Andrea Cordedda che sta prendendo in mano la squadra e 8 anche per Giri Ubalek, 6 per Alessandro Verlic che è fermo in panchina e 3 falli per Stefano Puggioni. Pisano a portar palla dopo il time out di Calasetta. 21-29, Pisano da 3 punti, primo ferro, non è serata dall'arco per il numero 21, ma sappiamo tutte le sue qualità, si può sbloccare da un momento all'altro. Verlic che mentre è rientrato in campo commette fallo. Ai danni di Stefano Zucca che va in lunetta con 2 tiri liberi. Sbaglia il primo. Realizza però il secondo. 22-29. Zona di Calasetta, Verlic riceve e spara a fallo di Diana, 3 tiri liberi in arrivo per l'ex di turno Alessandro Verlic. Ricordiamo Alessandro Verlic passato con la maglia di Calasetta più di una stagione. Mentre ringraziamo Piera Pazzo 81 per esserci abbonata. Tanti abbonamenti quest'oggi, siete fantastici amici a casa, siete veramente fantastici. Dicevo, Alessandro Verlic passato col veleno Calasetta, infortunato alla prima giornata, ha ripreso confidenza con il campo e sta tornando un giocatore che siamo abituati a vedere. Ringraziamo Massimo Verlic per questa bellissima chicca, perché Massimo ci scrive in chat che Alessandro ha realizzato più di 2000 punti in 5 stagioni. Grande Massimo, salutiamo l'allenatore dell'Universal Basketball Novara, padre di Alessandro, passato più che glorioso con la maglia di Calasetta, 2000, anzi più di 2000 punti in 5 stagioni. Spano da 3 punti, Federico Spano secondo ferro, un Peck a rimbalzo, 25-32. Siamo entrati nella seconda metà di secondo quarto, un Peck rifiuta la tripla, torna dal suo numero 5, Amadori che ribalta per Van Limburg. Zucca, palla in mano, deve attaccare, 5 secondi alla fine dei 24, scarico, tiro allo scadere di Diana, primo ferro, ma ancora possesso Calasetta. Sì, tanti abbonati amici a casa quest'oggi. Tanti abbonati e anche tanta gente che ci ha seguito per la prima volta come l'ultimo, che è Matteo Uciap. Mentre realizza Calasetta 27-32.
Ubalek si arresta, il tiro è sbagliato ancora. Giri Ubalek, sale in cielo. Fallo prima. Dicevo, ringraziamo oggi già 4 abbonamenti, se non sbaglio. Ringraziamo Piera Pazzo 81, Lella Pazzola, Robran 24 e Teddy 1033. Grandi ragazzi, grandissimi. Ritorna in campo Pipicello al posto di Zucca. Con Calasetta che dopo l'avvio complicato è tornata lì a contatto. 2 possessi di svantaggio, ricordiamo, non è mai stato in vantaggio quest'ultimo. Realizza Giri Ubalek entrambi i tiri liberi. 27-34, 4 minuti tondi da giocare in questo secondo quarto. Fallo di Alessandro Verlich. Senza abbandonare il campo. Terzo fallo anche per Alessandro Verlich. Ritorna in campo Merella. 3 falli Pugioni, 3 falli Verlich e 3 falli anche per Francesco Russo. Ah, ok, va. Merella immediatamente vuole azzannare la partita. Tripla sbagliata. Amadori vuole andare in contropiede, costretto a tornare sui suoi passi. Scarico per Peck. Realizza. Meno 4 Calasetta. 30-34. 3 minuti e 35. Cordedda rifiuta il tiro. Se lo prende il leggero Sebek. Che giocatore! Andrea Cordedda! Tutta l'eleganza del numero 3. Che in una forma incredibile, all'apice mi verrebbe da dire, della sua carriera. Sta bene con Amadori che però va fino in fondo. Time out Sendori! Nel mentre ringraziamo Luca Merella per essersi abbonato. Quinto abbonamento di questa diretta. Grandi, grandissimi ragazzi, siete i numeri 1, ricordiamolo sempre. Tifoseria clamorosa della Inovi Seniori che anche quest'oggi è presente. Amici a casa, mandiamo il replay di Andrea Cordedda in Sebek. Guardatelo, ma che eleganza questo giocatore, che giocatore abbiamo, mamma mia. Eccolo qua, colloquio con Giri Ubalek. Merella dietro la schiena, 32-37, sfugge il pallone a Enrico Merella, poi Diana, palla sotto per Peck che perde il controllo del corpo, grande difesa ancora una volta di Andrea Cordedda, contropiede finalizzato dalla schiacciata a una mano di Giri Ubalek.
poi fallo di Merella, vediamo se si tratta del secondo o del terzo fallo. Anzi, il primo fallo per lui, quindi poco male per coach Piras. Grazie mille Luca ancora, che come vedete ha il simbolo della pallacanestro Cenere a fianco al suo nome, così come Massimo Verlic, ormai nostro abbonato da un po'. E sì, concordiamo con Massimo, al gioco della pallacanestro bisogna difendere, se no è una grana ovviamente. Quindi Amadori in lunetta con 2 tiri liberi. Realizza Amadori 34-39. Cordetta fuori per Ubalek, ribalta per Merella, attacca al fondo, scarico per Tola da 3 punti. Federico Tola si iscrive anche lui alla partita ed è un benvenuto a questo campionato per Federico Tola. Primi punti in Serie C quest'anno per lui, ma ovviamente ne ha realizzati tantissimi nel corso della sua carriera. Pipicello alza la parabola, l'errore, Ubalek a rimbalzo, Senori è tornata più 8. Cordeda, piede a posto, tripla questa volta sul primo ferro. Stava per esplodere lo spicchio senorese qui al Palasport di Calasetta. È tornato in campo Russo per questi ultimi 90 secondi abbondanti di secondo quarto. Fallo di Tola. E sì Eleonora, è tornato il nostro Federico Tola e subito con una tripla. Ricordiamo il suo buzzer beater alla fine del terzo quarto contro Gorizia nello spareggio per salire in Serie B l'anno scorso. Giocatore fondamentale in entrambi i lati del campo. Ritroviamo anche lui e la squadra è davvero completissima. Basti pensare quelli che vediamo in panchina in questo momento: Marreu, Cabra, Spugioni, Verri, Crespano. È letteralmente un altro quintetto da alternare a quello che è in campo. Tantissima qualità. Tola riceve palla dall'altra parte del campo, sempre più 8 secondi. Molto bene qua Federico Tola, che ci sta prendendo gusto, sta ritrovando la forma dei giorni migliori, attacca e subisce il fallo. Realizza il secondo Federico Tola, 34-43. Vuole andare sino in fondo Amadori, ma sbaglia. Ubalek si mangia il campo, alza la parabola, l'errore ancora Ubalek. Ceni, Ubalek, che partita! Siamo all'azione NBA per aumentare e arrivare in tripla doppia. Prova a anticipare Ubalek, poi sta Van Limburg che si alza da 3, l'errore, il rimbalzo però
e di Russo che sa da schiacciare. Fammi rifilare. Umarek può attaccare, si smita, che finta di Giri Umarek, che giocata ancora una volta con la mano debole, tutta la tecnica del numero 40 nativo di Praga che veramente, ragazzi, non smette mai di stupire. Merella ruba palla, vuole andare in contropiede, poi c'è il fallo antisportivo fischiato Amadori. È 36 a 47, 19 secondi più potrà alla fine del secondo quarto. Molto bella la partita qui a Calasetta. E fallo antisportivo guadagnato da Capitan Merella che però sbaglia il primo. Realizza però il secondo. E possesso che rimane alla Eno Vissennuri. Alessandro Pisano con il long two, ve l'avevo detto, può entrare in partita da un momento all'altro. Per lo scadere Russo ci prova ma sbaglia, finisce il secondo quarto con Sennori che ritrova il massimo vantaggio, 36 Calasetta, 50 Innovi Sennori. Ci risentiamo all'inizio della terza frazione. Luca Merella che dice io cancello la subscription perché mio fratello non segna mai. No, dagli fiducia Luca, dagli fiducia, lo sai che lui entra in forma nei momenti caldi. Amici a casa, rimanete sintonizzati per l'inizio del terzo quarto fra 15 minuti circa. Anche oggi per oggi. Inquadrami al centro del campo. Inquadra al centro del campo. No, ma in questo caso no, perché sono troppi giocatori che mi piacciono, troppo. Più centrale? Ok. No, mi piace il 12. Perfetto. Quello che ha messo 3. No, anche lui, perfetto. Guarda questa cosa lui. Non puoi dire. Dov'è? Si fa? L'hai mai fatto? La cazzo lo passa. Lasciate il microfono qua, Vedi? No, no. Ma è successo? Vabbè, sì, manca c'è, però vabbè. Anche il break. Non so anche per lì.
Usai si arresta, centro area, Pisano lo stoppa con i polpastrelli, ancora Merella senza rimbalzo da 3 punti, Enrico Merella di nuovo più 3. Fargiu palla in mano, Peruzzi, Cabras, grande anticipo, Cabras, potenziale gioco da 3 punti anche per il numero 13 che si scrolla di dosso, un momento non facile della sua partita. Torniamo al campo, segno di palla in mano, Cordedda, scarico per Merella, finta Merella, step back da 3 punti. Cordedda riceve, ancora Cordedda, pressato da Usai che va per le terre, Cordedda, sì nel fondo sbaglia e poi Gili Ubalek corregge ad altezze improponibili. Per quasi tutti noi, ma lui sì che se lo può permettere. Errore di Aroni, rimbalzo per Pugioni che conquista la palla vagante, ancora Cordedda, si arresta in transizione da 3 punti, Andrea Cordedda. Questo con la mia bianca? Ah, quello che ha messo la pizza. Merella riceve Cordedda in questo momento, si muove di tocco, la palla nell'attacco senorese, Marreu da 3 punti, esordio perfetto del numero 16. partita ne fa 20. Ormai si gioca solo per la tripla del 100° punto. Grande palla di Enrico Merella. Però una cosa è pazza, Un tiro, pronti via della Inavius Seniori. In questo caso Pisano, palleggio attivo per Marreu, si viaggia a ritmi folli nell'attacco senorese e si muove la palla in modo clamoroso. Pisano da 3 punti, Alessandro Pisano. Adesso ci sono nei top 5 che fanno. Sbagliato, non fortunato l'Antoniano, Ubalek addirittura con due contropiede dietro schiena per Merella, la sbatta a tabellona per Ubalek che controlla il colpo e appoggia. L'esperienza paga a questi livelli in Serie C ancora, si vede anche nella squadra del Seniori, i giocatori con più In campo, viso aperto, Pisano che gira i blocchi, spara da 3 punti, la maestria! Si sblocca e Ubalek risponde! Prova a attaccare Ferro Ferrini, l'errore ancora il contropiede di Merella, transizione, scarico fuori per Ubalek che si alza da 3 punti, 2 in fila per il numero 40. Ma Pugioni è indemoniato. Cordedda, Pugioni da 3 punti, in posizione! Non dovete scrivere il nome in chat amici, dovete cliccare. Però non tiriamo, in partita non tira così male. 3 secondi, Merella e il suo tiro, e il buzzer, Merella! Sbaglia, 3 secondi, Merella! Tiro del buzzer, Merella!
suo campo, è il suo campo, è il suo campo. Siete d'accordo che è un po' presi il fatto che l'altro non abbia sì, è la prima cosa la dico devo farlo se a lei sa la partita gioca a lungo no ma che non ha senso cioè non farlo venire no poi non penso sia cioè io lo so che non è riscaldamento ma è una roba che non si riesce io l'ho detto l'unica cosa che secondo me è il tasso del al fiato Corve non vuole mollare, 3 triple, adesso già è fermo, giri 4 su 4 in ripeti. Non prendo più nulla. È stata pure la trasmissione, è stato fermo. Questa togliela da qua. E quindi terzo quarto che sta per iniziare. Facciamo un nuovo check audio, ma penso tutto a posto per gli amici in chat. Ripartiamo, Pisano palla in mano, Ubalek, Nordeda. Cade dal lato debole, Di Marella riceve. Alessandro Pisano di forza. 36-52. Van Limburg, palla in mano, si apre Russo e non riceve per l'ottima difesa di Marella. Pipicello pressato da Pisano, blocco laterale, si arresta a centro area, alza la parabola molto bene Mattia Pipicello in questa azione. Ubalek scambia per un tiro da 3, Giri, Ubalek anche con la tripla, fa salire i suoi a 55. Nell'azione di Sennori però, quando attacchiamo noi però. Russo vuole andare fino in fondo, sbaglia, riconquistata da Pisano. Per Marella che si alza da 3, anzi scarica per Verlic che si prende la tripla. Primo ferro di Alessandro Verlic e contropiede, anzi transizione guidata da Russo. Cordeda attacca nel fondo, Cordeda sbaglia ma poi conquista il pallone e realizza ancora una volta lui.
Eccoli qua, i nostri due pivot, le nostre due torri, Giri Ubalek e Andrea Cordeda, che stanno giocando la partita impressionante fino a questo punto. Però devi vedere quando... Aspetta, quando attacchiamo, Ale. Merella ruba palla e vola in contropiede. Enrico Merella, più 19. Il russo che si è fatto abbastanza male, sembra che si sia girato il dito. Dolore, ci dispiace tanto per Francesco Russo che purtroppo ha avuto un problema al dito. Poi le congratulazioni anche a vinto il pronostico di prima. E di rivoltare a questo. Aglia, rimbalzone di Merella. Pisano, scarico per Ubalek, fallo e 2 liberi. Rispondi tu in chat, dalla chat, a nome della propria funzione, neanche ringraziando per quello che mi ha appena detto. Scrivilo tu, ok? Io lo scrivo sempre. E tu faccio questo, se no... Massimo vantaggio nel match per Sennori, 40-59. E il punteggio, mancano 7 minuti e 20 alla fine del terzo quarto. Ubalek sbaglia il primo. Realizza il secondo, Giri Ubalek, più 20 il rotondo per Sennori, 40-60. Verrick rischia di rubare il possesso, 11 secondi alla fine dell'azione per Calasetta. Van Limburg vuole attaccare, si protegge col ferro, gran movimento, ma insieme a lui c'è Giri Ubalek che gli nega il canestro, possesso che rimane a Calasetta. Van Limburg si apre, spara da 3, primo ferro, tocca Cordeda e controlla Pisano. Cordeda di tutto al tiro e va a guadagnarsi il fallo. Sta giocando di grandissima esperienza il numero 3. Ne approfitto per salutare tutti gli amici che sono collegati a Sennori, si stanno gustando la partita, specialmente ad Elia e gli amici che ci seguono dal bar di Mario Paschino e anche a tutti gli amici che ci seguono da Sennori come Jimmy e il bar da Jimmy nel mentre, gran canestro in reverse proteggendosi col tabellone da parte di Alessandro Verdi che sale a quota 8. L'alzata per Van Limburg, murato letteralmente da Ubalek. Allo scadere dei 24 con grande prontezza Ubalek ci mette una mano ma il rimbalzo prima Calasetta. 42-62. Si alza Merella da 3, l'errore, riconquista la palla con un fallo.
il secondo fallo di Capitan Merella. Attacca sino in fondo Zucca, poi arriva al fallo. Correzione per le statistiche individuali, sono 11 punti per Alessandro Verlik, come anche suggerito infatti in chat da Massimo Verlik. 11 per lui, non ho le statistiche vicino a me, stavo andando a memoria. Dopo, alla prima pausa, prenderemo in mano anche le statistiche di tutti i giocatori. Doppia cifra raggiunta per l'ex di turno, che riceve palla e subisce fallo in questo momento. Alessandro Verlik, che sta salendo di colpi in questo campionato. E non c'è partita migliore per ritrovare il suo smalto dei giorni migliori. Riceve Ubalek, vuole fronteggiare contro Van Limburg, finta, ancora giri, fuori per Verlik, vuole attaccare Verlik, perde il possesso del pallone, contropiede 3 contro 2, Merella ci mette una mano e possesso che torna a Sennuri, che giocatore, da una parte all'altra del campo. Enrico Merella è anche fallo tecnico al coach di Calasetta. Interroy con Ubalek, va nell'angolo da Merella che si prende la tripla immediata. 2 giri sul ferro, la palla non entra, Cordedda se la prende lui. Il quarto migliore iniziatore del campionato di Serie C per quanto riguarda le triple. Ne mette un'altra. Vado a memoria anche in questo caso, poi Vidal conferma, dovrebbe essere la sua terza tripla. Risponde Russo, che eleganza. Pisano sotto da Cordedda, 47-68. Ubalek riceve, vuole attaccare, si arresta Ubalek, primo ferro, Russo a rimbalzo, ancora Russo, tripla in transizione, si rimane da questa parte, Mpek vuole andare fino in fondo, 2 liberi per lui. Ovviamente salutiamo anche tutta la dirigenza sennorese, salutiamo anche Nicola Bianchi che, come sapete, non è presente in trasferta, quindi io mi adopero come cameraman e telecronista. Infatti ogni tanto vi farò venire il mal di mare perché stiamo riprendendo come di consueto dal telefono lo stabilizzatore che ci permette di potervi raccontare le partite anche in trasferta, e Papura per tutto quello che fa con la sua regia. Peck va in lunetta con 2 tiri liberi. 4 minuti e 33 alla fine del terzo quarto. 47 Calasetta, 66 Sennuri. Che nel mentre è tornato in campo e poi c'è fallo antisportivo, fischiata a giri Ubalek.
Ah, lei mi sta mettendo... Come appaiono in grafica un po' di statistiche individuali, mentre Van Limburg in lunetta. Per Calasetta abbiamo 7 punti a testa per Amadori, Pipicello e Russo, 8 per Diana e 5 per Zucca. Minorizzatore Mpek con 10 per Sennori invece. 16 per Cordedda, 21 per Ubalek e 11 per Alessandro Ferric. Il tridente offensivo in questa giornata per i Tauri, ma sappiamo quante carte all'interno del proprio mazzo a Coach Piras. Calasetta prova a riavvicinarsi nel punteggio fino almeno 15, ma commette falle in attacco. Era l'ultimo commento. Pisano, palla in mano, si aspetta l'uscita di Ubalek che riceve. Ancora non fronteggia, vuole attaccare spalle a canestro. Fa perno col corpo, in qualche modo la palla arriva a Cordedda, che però commette fallo in attacco. Sul fallo in attacco non ci sono tiri liberi. Entrambe le squadre sono in bonus. Calasetta che però non tira i liberi in quanto è fallo in attacco di Sennori e non prevede questo nella situazione di bonus, e quindi Van Limburg palla in mano. Torna da Mpek, si prende la tripla Mpek con coraggio. Il migliore giocatore di Calasetta riavvicina nuovamente i suoi 54 a 66, meno 12 per Calasetta. 3 minuti e 20 alla fine del terzo quarto. Pugioni palla in mano, vuole attaccare, riceve Spano verso il centro. Spano con aiuto la tabella, l'errore, il tocco di Pipicello rimesso a Sennori. Prossima pausa, amici a casa, arrivano i replay anche con prima volta, questa è una primissima per la trasferta, mai mandati replay in trasferta, quest'oggi abbiamo anche questo. 3 minuti accompagnati dal frastuono della tifoseria. Pugioni dalla sua mattonella spara un'altra tripla in questa partita e sarà quota 8 punti. 54 per chi attacca, 69 per chi difende. Pipicello palla in mano. Van Limburg da 3, l'errore, il rimbalzo da terra di Russo che va fuori, in qualche modo si torna da Van Limburg, penetrazione per Amadori, torna fuori da Pipicello che è costretto a tirare da casa sua. Secondo airball di giornata per Pipicello, purtroppo per lui che è un grandissimo tiratore da 3 punti. Ubalek a superare la metà campo, è tornato anche Tola. Cordedda vuole attaccare, di fisico. Cordedda fuori per Spano che prende la mira. Federico Spano si iscrive anche lui al match con una specialità della casa, il tiro dall'arco dei 6,75. Pipicello vuole andare fino in fondo. Pipicello non sta segnando la 3 ma sta attaccando molto bene. 56 a 72. Ultimi 2 minuti già iniziati. Cordedda perde la sedia in questo caso, palla persa.
ancora Pipicello, altra gran giocata. Meno 14 Calasetta, ultimi 90 secondi di terzo quarto, Ubalek da 3, Giri Ubalek, infallibile quest'oggi, e si alza il coro anche in trasferta per il nostro Beniamino. E poi Puggioni sporca il possesso ma commette fallo. Quarto fallo per Stefano Puggioni, purtroppo. Errore, si rimane sul 59-75, punteggio altissimo per Sennori quest'oggi. Cordeda! Tutto lo strapotere della nostra locomotiva che va ancora una volta sino in fondo a sfidare le leggi di gravità, a realizzare il canestro del più 18. Un pack, un'altra tripla per lui, primo ferro, rimbalzo di Ubalek, fallo di Russo, il quarto fallo di Francesco Russo. E rientra in campo Diana. Quattro falli Zucca, 4 falli Russo e 4 falli Puggioni. 3 Merella, sì. Realizza Giri Ubalek, ripristina il più 20 esatto, 59 Calasetta, 79 Sennori, 31 secondi alla fine del terzo quarto. I punti per Giri Ubalek fino a questo momento, letteralmente dominante quest'oggi. Sbaglia Calasetta, ultimo possesso Sennori del terzo quarto. Puggioni se la vuole gestire, ancora Puggioni, attacca Stefano Puggioni, scarico per Matteo Cabras, controlla il corpo, palla che non entra. Mentre Storie Tese dopo un contatto tra Cabras e Van Limburg che si chiariscono. Bel gesto fra i due, intanto questo è il fallo antisportivo chiamato da Erpadrino in chat. Andiamo al replay, abbastanza veniale dai, però ci può stare con Giri che sbraccia. Mi sento anche nei replay. Fammela, riempimela da lì. Sì, qua dalla tribuna del lato senorese dicono che l'antisportivo c'era, quindi mi unisco a loro. Ciacciu ci fornisce un assist da grande tifoso, quale? Nostro primissimo tifoso, ricordiamolo. Ciacciu. Nonché il nostro autista per questa trasferta. Però premi su questa roba qui. Ah, per toglierlo.
suo campo! È il suo campo! È il suo campo! Sì, assolutamente da fischiare, abbiamo visto il replay, infatti ci sono i replay anche in trasferta da oggi che ci aiutano a rivivere determinati momenti, ma ricordiamo che il nostro Papura rimanderà i replay anche magari a fine partita o in settimana, rivedremo tutto con grande calma. Quindi si parte col quarto, ultimi 10 minuti di partita con Sennori in vantaggio di 20 punti. Pipicello immediatamente da 3, secondo ferro, Puccioni recupera palla e con una grande virata vola dall'altra parte Sergio Matteo Cabras che però sbaglia, non trova l'angolo giusto. Però palla persa dall'altra di Calazetta. 30 secondi di confusione in questo avvio di quarto. Riceve Tola, vuole attaccare, si svita, Federico Tola corto però. Stoppata irregolare di Cordedda. Con il nostro numero 3 che infatti non se lo spiega. Amadori che realizza un altro punto. Tola se la vuole giocare, si svita, palla in attacco di Federico Tola. Mentre rigustiamoci anche la stoppata di corde fischiata come fallo, sembrava buona. Ovviamente non è facile arbitrare queste partite con i giocatori che vanno a 2000. Tanti falli in attacco in questa partita, dimostrazione della fisicità. Messa sul parquet, recuperata da Sennori. Cordedda palla in mano, vuole attaccare, andrà Cordedda, stoppato fallosamente da Mpek. Diciamo che c'è un po' di compensazione, forse erano buone entrambe le stoppate, da una parte e dall'altra. Cordedda va in lunetta con 2 liberi. Direi Papura provvidenziale con i 2 replay, prima dell'antisportivo, poi della stoppata. (61-80) per Sennori, a 8 minuti e mezzo dalla fine della partita. Mpek vuole attaccare, fallo di Spano e canestro buono di Mpek, che è sicuramente il migliore dei suoi dal punto di vista realizzativo. Andiamo a leggervi anche qualche statistica.
15° punto per Peck, 11 per Pipicello, 10 per Amadori, mentre per Sennori 3 giocatori lo stesso in doppia cifra, che sono Giri Ubale con 26, 11 per Verlik e 18 per Cordedda. Sale a quota 16 in Peck con il tiro libero aggiuntivo. Pugioni, Spano, Cordedda se la prende, Andrea Cordedda, secondo ferro. Voleva ammazzare questa partita, ma Calasetta è ancora lì sul meno 16. Pipicello fuori per Diana, si muove bene, la palla tripla dall'angolo di Amadori, sbagliata, Cola, fallo di Pipicello. Bella sfida fra Tola e Pipicello, i due hanno giocato insieme con la maglia della Santa Croce Olbia. Così come anche Andrea Cordedda con la maglia giallo-blu, allenati da Giampaolo Mazzolini, che salutiamo tantissimo. Questa volta Pugioni va a guadagnare il fallo. Pugioni, palla in mano, sino in fondo, bloccato Stefano Pugioni, contropiede, fallo di Tola, antisportivo. ...65 per chi attacca, 80 per chi è in difesa, 7 minuti e 30 alla fine della partita. Pipicello, palla in mano, tripla pesante, sbagliata al rimbalzo di Impec, che giganteggia e non trova però l'angolo giusto. Transizione Sennori, Spano, palla in mano, Cabras se ne va sulla linea di fondo, appoggia al vetro, eccolo qui Matteo Cabras, canestro importante del più 17. Pipicello, palla in mano, tantissimi minuti per lui quest'oggi, anche per via dei falli commessi da Russo presto nella partita. Fuori, scarico sbagliato e palla persa. Rientrano Verlik e Ubalek. Sì. Più 19 Sennori. Si sta scaricando il gimbal. È rossa. È rossa.
Cordeda ci prova l'errore di Pipicello a rimbalzo, palla per Limburg, scarico sotto per Russo e riavvicina un minimo i suoi. Ce l'ho, guarda. Van Limburg trova spazio e realizza. Realizza un altro canestro Van Limburg e riporta Calavetta sul meno 13, ultimi 5 scarsi di partita. Russo vuole andare fino in fondo, meno 11 Calasetta, si è scaricato. Si è bloccato un attimo, amici a casa, ma si è ripristinato immediatamente. Come ci ricorda El Padrino 46, Nuoro vince all'overtime contro la Torres. Vittoria prestigiosa per Nuoro. Torniamo a noi, momento decisivo del match. Ubalek, quando conta c'è sempre il suo zampino. Più 13 Sennoli, 73-86, Calasetta palla in mano, attacca Ampec, l'errore Ubalek, fa il vuoto lì sotto, bravo Ampec a riconquistarla però. L'ho detto. Lo so. C'è da dire bellissimo clima qui al palazzetto di Calasetta con i giovanissimi tifosi che supportano la loro squadra facendo quel bel frastuono sportivo che ci piace, così come siamo abituati a sentire nel nostro campo. Si soffre ragazzi, si soffre. 73-86.
Impec riceve centro area, il tiro, l'errore Ubalek, ennesimo tocco lì sotto, controlla Verlik. Se la vuole giocare Gili, torna da Pisano, palla deviata, rimessa che rimane a Sennuri. Secondi però per concludere l'azione. Alessandro Verlik è il suo campo, è il suo campo, è il suo campo. Gioco da 4 punti. Realizza anche il tiro libero aggiuntivo. Gioco da 4 punti completato, non poteva scegliere momento migliore per regalarci queste prodezze Alessandro Verlik. 73-90, 3 minuti alla fine, vediamo se Calasetta ha le energie per provare a rientrare. Taglio di Impec, finta, si protegge col ferro, l'errore Cordedda ancora una volta. Poi infrazione di passi fischiata Alessandro Pisano che non se lo spiega. Si riparte. 2:45 alla fine, Sennuri sul più 17. Pipicello da lontanissimo, questa volta realizzato. Attacca Verlik, galleggia a centro aria, primo ferro, Pipicello, transizione per lui, si può alzare da 3, la rifiuta, si muove bene la palla, tiro che non prende Zucca, perdendo tempo per i suoi. Ancora Pipicello, palleggio vivo, altra tripla di Pipicello, sbagliata, rimbalzo di Marella. Dietro schiena Verlik, ultimo tocco e di Pipicello. Mentre rivediamo il replay di Alessandro Pisano, che probabilmente non ha commesso infrazione di passi. Palla Ubalek, 1 minuto e 46.
76 a 90 per Sennori. Pisano risulta la tripla sotto la Cabras, se la gioca Matteo Cabras, l'errore. Diabolico Pisano a rubar palla e poi a subire il fallo. Guarda quanti falli ha. Sì? 3 falli corti, 4 ancora. Ma l'hai sentito cosa mi ha detto? Non l'hai visto? Mettogli l'audio. Non ho guarda. Pipicello da 3, l'errore, palla fuori. Sennori a 1 minuto sul più 18, a un passo dalla 7ª vittoria nelle prime 7 giornate. Gigione attacca, sbaglia, rimbalzo di Peck, siamo entrati negli ultimi 50 secondi. Tripla di Zucca, 79-92. Cabras sbaglia in avvicinamento. L'alzata per Van Limburg, l'errore, controlla Giri Ubalek. Apertura per Puggioni che alza per Cabras. E si conclude così, 10 secondi alla fine partita, segna Van Limburg. 81. 81-92. Finisce così, Sennori vince anche la 7ª. Nelle prime 7 ed è storia anche qui a Calasetta. Vi salutiamo dandovi anche qualche statistica del match odierno. Calasetta che chiude con Calasetta chiude con 10 punti per Amadori, 14 per Pipicello, 11 per Russo e 11 per Van Limburg. Sennori invece i migliori realizzatori sono Cordedda con 19, Giri Ubalek con 28, oltre i 15 dell'ex di turno Alessandro Verlik. Eccoli qua i nostri Tauri che festeggiano e vi lasciamo con queste immagini. Grazie per averci seguito anche in trasferta. Alla prossima, forza Sennori!